è da segnalare l'accordo raggiunto a fine 2025 nel trilogo europeo sul nuovo regolamento dedicato alle nuove tecniche genomiche, ovvero le tecniche di evoluzione assistita o TEA. In attesa dell'approvazione formale da parte del Parlamento europeo, l'accordo segna una svolta fondamentale nell'annosa questione delle tecniche genetiche. L'Unione Europea per la prima volta si appresta a riconoscere formalmente la distinzione tra TEA e OGM tradizionale, accogliendo finalmente le istanze del mondo scientifico e delle imprese agricole, che ritengono queste nuove tecniche genetiche essenziali per sviluppare varietà resistenti agli stress climatici, ai patogeni emergenti e per affrontare la concorrenza globale. In considerazione dei numerosi documenti pro-TEA predisposti dall'Accademia negli ultimi anni, i geografili possono certamente dichiararsi soddisfatti del contributo fornito ai decisori politici. Alle